Il governo aveva già destinato al Veneto 1 miliardo di euro per i danni che il maltempo ha causato a fine ottobre 2018. Ora si tratta di ripristinare il territorio, 215 cantieri già attivati, altri 350 partiranno grazie allo sblocco dei fondi, annunciato dal capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli davanti agli addetti ai lavori, università, vigili del fuoco e protezione civile regionale all'Orto Botanico di Padova. Il governo ha chiesto l'elenco delle opere, cioè come il Veneto intende spendere questi soldi, e il governatore Luca Zaia ha presentato il piano una settimana fa. In giro di pochi giorni il Dipartimento oggi ha annunciato, a voce del capo Dipartimento Borrelli, che ha approvato il piano del commissario Zaia. Quindi da questo momento possiamo attivare tutti i 350 nuovi cantieri che abbiamo intenzione di far partire prima dell'estate. Veneto come esempio da esportare in Italia e in Europa: prevenzione, analisi dei rischi, protocolli per prendere le decisioni giuste e in fretta, regione e università unite insomma dai risultati scientifici. Il capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha detto che il Veneto ha dimostrato di essere un'eccellenza, anzi è molto interessato per esempio dei modelli idraulici e meteo che noi abbiamo, che nessun'altra regione in Italia ha, e quindi vuole estenderlo anche alle altre regioni. Veneto regione leader del volontariato, solidarietà, ma anche per gli interventi delle istituzioni contro il rischio idrogeologico. Opere di prevenzione, abbiamo investito 866 milioni di euro in questi ultimi anni e si sono visti i risultati. Nel 2010 ci sono stati ben 32 punti in cui si sono rotti gli argini, questa volta invece non è successo. Infine un sistema di previsioni del tempo messo a punto da ARPAV e università, unico in Italia e in Europa, un modello per tutti.